Alla fine è arrivata tra le 12 e le 13 la tanto attesa piena del Piave, attestandosi poco sotto i 7 metri. Così hanno certificato le aste idrografiche presenti lungo il corso d'acqua, sorvegliato speciale di fatto da inizio settimana con i centri operativi comunali, i COC, che hanno lavorato senza soluzione di continuità, come a Ponte di Piave, dove nella notte è arrivato un nuovo ordine di evacuazione per 10 famiglie, 2 le persone alloggiate in casa di riposo. Abbiamo ritenuto proprio rispetto a questa necessità di intervenire immediatamente mettendo già in sicurezza dalle prime ore dell'alba proprio per evitare insomma di trovare spiacevoli situazioni anche di ingresso di acqua all'interno delle abitazioni, anche perché c'è una confluenza anche del Cre2 e della Negrisia, che sono due fossati che chiaramente sono anche oltre il livello e che quindi vanno a confluire poi nel Piave. Allo stato attuale sono rientrate nelle proprie abitazioni le famiglie di via Piave, restano evacuate quelle di via Zattere, la strada che porta nelle case risulta ancora allagata, da valutare eventuali danni. Da Ponte di Piave a Zenson il fiume ha invaso le prime aree golenali, in via Ansa il colpo d'occhio impressionante, anche nella zona della trincea del primo conflitto mondiale, una sorta di lago che lambisce senza toccarle le abitazioni. Risalendo il Piave, l'acqua è impetuosa, a Ponte della Priula un'altra fotografia inedita in un anno contrassegnato dalla siccità. Sul ponte tanti automobilisti rallentano in un misto di curiosità e apprensione. Tra i comuni rivieraschi, dove si tira un sospiro di sollievo, c'è anche Breda. In via del Passo a Saletto l'acqua è poco sotto la soglia, ma lo scampato pericolo non è un caso fortuito. Sta correndo fortunatamente, come è successo anche nei giorni passati, sta arrivando al livello, però fortunatamente ancora la situazione è sotto controllo e lo rimarrà anche nelle prossime ore. La fortuna è stata fatta un'opera importante da parte della Regione Veneto qualche anno fa. Noi abbiamo il centro operativo naturalmente aperto, ma non si è reso necessario fare nessun tipo di attività se non quella di informazione alla cittadinanza che siamo operativi. Operatività garantita anche stavolta da forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari. Se posso, ultimissima battuta, ringraziare come sempre loro e i nostri angeli gialli, io li chiamo così, perché senza di loro noi amministratori non potremmo essere niente e non potremmo comunque aiutare le persone. Quindi grazie a voi e grazie a tutti i volontari di Protezione Civile.